Allora, questa mattina siamo a Venezia e ho veramente l'onore di presentarvi un personaggio veramente di cui sono veramente orgoglioso di poter parlare, Giacomo Di Stefano, Man of the River. Questo signore qua ha preso una barchetta remi a vela, piccolissima, ha fatto il giro dell'Europa, questa è una delle cose, da Londra, quindi dal Tamigi, ha passato la Manica e addirittura è andato a finire facendo canaletti, fiumi, fiumetti fino in Turchia, giusto? A Istanbul, che adesso la tua barca è al Museo Koç, che è forse il più bel museo del mondo dei trasporti in generale, barche e trasporti, e l'hanno chiesto che la lasciassi là. Sono partito da Londra, anzi da Wargrave, vicino a Oxford, e con questa barca che ci siamo costruiti con un amico inglese tra Villa del Conte, un paesino in provincia di Padova, e Venezia, con il grande aiuto di tanti ciosolti, che Emilio, Marino, Marco, Tiozzo Bastianello, tanti altri che mi hanno aiutato con materiali, cime, ancore, eccetera, pompe di sentina, tutto. Una barca costruita con quella che si chiama l'economia del dono, cioè non abbiamo avuto finanziamenti, aiuti, abbiamo avuto molti aiuti in termini di materiali, e siamo partiti con questo viaggio che è dedicato a 3 temi fondamentali: la protezione delle acque e dei fiumi, economie sostenibili e un viaggiare lento e tranquillo per capire e conoscere, quindi non un turismo di massa. Chioggia, per esempio, la prima barca si chiama Claudia. Infatti è un grande onore per noi a Istanbul questa barca, nome Claudia. Claudia, e tutti i giornalisti mi chiedono perché si chiama Claudia, pensano che sia un nome della mia fidanzata, ma no, io spiego che il nome romano di Chioggia è la città che ha regalato tanto al mondo e anche ha salvato Venezia contro la difesa dei genovesi, per esempio, ed è una città bellissima e racconto, spero anche che possa portare benessere. In questo senso io mi occupo di economie condivise, perché penso che 23 milioni di turisti a Venezia e troppi di meno a Chioggia non è giusto, bisognerebbe bilanciare le cose. La mia barchetta di legno a remi a vela senza motore ha dimostrato che col piccolo si può ottenere molto, perché abbiamo avuto tantissimi contatti sulla stampa internazionale. Sono venuti a Istanbul, c'erano 65 testate giornalistiche televisive, 65? Persino i cinesi sono arrivati, e CNN, si può vedere sul sito manontheriver.com tutte queste interviste che sono state Dopo fatte. sul video ti scriverò tutte queste cose. E quindi con poco, con le cose genuine, si può fare e dare di più. Questo è il concetto anche che io volevo legare a Chioggia, della mia barca, per quello l'ho chiamata Claudia. Senti, io ti invidio, e allora chi si loda si sbroda, no? Però alcuni amici, tra l'altro c'è un profilo, su Facebook a Chioggia c'è un profilo, diciamo, che non sappiamo chi è un certo, si chiama Venanzio Flavio, e mi ha nominato rivoluzionario proletario in pratica, no? Quindi è un termine che mi è piaciuto, certo. Quindi diciamo sotto un certo aspetto anche, insomma, ti invidio per la tua. Allora volevo capire come ti è venuta questa cosa, voglio dire, tu sei un veneziano? No, sono astigiano, vichingo, siciliano, sono un bastardo. Ah, siciliano, Cioè, anche mio padre è siciliano. Mi chiamo De Stefano, ovviamente io sono cresciuto in Piemonte, a 19 anni sono venuto a vivere tra Treviso, Venezia, o anche un po' a Chioggia, in parte quando ho lavorato qui un pochino, pochi mesi, ma sono stato anche qui. E mi è venuta in mente l'idea, perché io non ho famiglia, la mia famiglia è il pianeta, veramente, io proprio condivido con l'ambiente, gli animali, gli uomini, la natura, questo grande amore, e penso che ognuno di noi si debba impegnare per fare quello che ama e condividerlo, dare un senso a questo. Quindi io, per esempio, non riesco a fare nulla che mi dia piacere, prendere una barca e andare a divertirmi, non riesco, devo creare un progetto, creare qualcosa per condividere con le persone. E questo è il senso di Man on the River, è stato
andare a vedere, a capire cosa succede sulle vie liquide che uniscono Londra a Istanbul. Sono 5.400 km che ho fatto, perché ho fatto un percorso un po' tortuoso, pensavo fosse più breve ma era più lungo in realtà, per imparare cosa succede lungo questi fiumi, e ho trovato delle situazioni straordinarie, dai paesi più ricchi che con le acque come Inghilterra, Francia, Germania, Austria, con i fiumi fanno economia, l'economia è floridissima, c'è veramente una realtà che vive di questo turismo lento, le barche a remi, tantissimi coi kayak, in bicicletta soprattutto. E questo dà ricchezza, porta ricchezza, l'ambiente sano porta ricchezza. I 3 paesi più poveri d'Europa sono Italia, Spagna, Grecia, quelli messi peggio, e Portogallo, uniamo, sono quelli che hanno le politiche ambientali più sgangherate, più scassate. I paesi che trattano bene l'ambiente sono i più ricchi, questo penso che voglia dire qualcosa. E torno a battere sul chiodo fisso, la laguna che c'è qua, le ricchezze che abbiamo noi, in questa parte del pianeta, sono da proteggere. Non si può pensare a Venezia di investire sulla Coppa America, va bene fare anche la Coppa America, ma perché non investire sul turismo della laguna, che è un paradiso, e così a Chioggia? Cioè, pensiamo a ciò che abbiamo. Abbiamo mai pensato che il termine liquidità legato al denaro ha una certa relazione con l'acqua? E a Chioggia di acqua, che ne c'è tanta. Siamo sull'acqua. C'è acqua salsa, c'è acqua dolce, si può navigare, ma piano, cioè finché avremo questi motori enormi che disturbano e rovinano l'ambiente, ai nostri figli, alle generazioni future, noi toglieremo energia, toglieremo bellezza. Questo è importante. Io quando sono a Chioggia e vedo tutti i chioggioti che vanno con questi motori a manetta, ragazzi, ci ho passato anch'io questa fase, però c'è qualcosa di un po' più utile, bello da godersi, che è la lentezza. La lentezza permette di conoscere, questo va provato. Io quando vedo tutte queste barche ferme in marina che stanno lì per anni e fanno in una stagione con motori da 2, 3, 4, 500 cavalli che consumano ad ogni ora centinaia di litri di benzina, che costano e inquinano, prova a chiuderti in un garage con un motore acceso e vedi. E io a remi e vela senza motore, con le mie piccole braccia e il vento, ho fatto 5.400 km e tanti nei viaggi prima. Cioè vuol dire che c'è qualcosa che non va. E io ho vissuto, perché ho incontrato i pescatori che mi regalavano il pesce, le persone che ricostruivano i mulini, gente che ha costruito un'attività, un'economia, davano da vivere alle loro famiglie partendo da cose che già esistevano. Adesso, scusami, ma un breve flash, venerdì tu sei a Chioggia? Sì, ecco. Diciamo, quindi bisogna che veniamo numerosi a trovare, perché insomma ci dà la possibilità appunto a tutti quelli che verranno di poter sentire queste cose direttamente. E di vedere. Porti anche Porto dei video, abbiamo filmato, stiamo facendo un documentario, mi ha seguito un regista, Paolo Muran, un bravo regista, e ha fatto un documentario, sta filmando un documentario, sta montando un documentario, quindi ci sono tante foto bellissime, gente ci ha seguito, questo viaggio è stato aperto, quindi tante persone sono arrivate, venute in barca con me, a remare con me, era aperto, quindi è veramente qualcosa che io cerco di rendere condivisibile con tutti. Senti Giacomo, ma allora con questo viaggio, con questa tua iniziativa, insomma, a parte abbiamo un po' capito la tua missione, sì. Ma dove vuoi arrivare? Cosa vuoi fare? Allora ho visto, prima di tutto io ho visto delle cose fantastiche, queste cose meravigliose, 5.400 km, 346 chiuse, 2000 ponti, 18 acquedotti dove navigavo 50 metri su altre fiume o autostrade, tunnel, 8 tunnel, persone meravigliose. Con questo viaggio io ho capito che i fiumi sono straordinari. Quello che io vorrei fare è creare una scintilla per attivare delle attività, delle economie che funzionino rispettando e lavorando con la natura, non contro la natura, perché questo è possibile. Tutto qua, è una cosa semplice. Grazie, allora ci vediamo oggi. Grazie Andrea per essere venuto. Grazie a te. Saluto tutti i ciosotti, vi aspetto. Ok, grazie. Ciao.